Fino all'80% di precipitazioni in meno rispetto alla media del periodo, portate dei fiumi ai minimi con l'Adige al 58% in meno, il Brenta a meno 60%, il Bacchiglione a meno 75% e Po meno 81%. Acque sotterranee ai minimi ovunque, risorgive asciutte, depositi nivali quasi esauriti, con la prima quindicina di giugno che registra la sesta temperatura più calda dal 1990, più 2,4 gradi centigradi rispetto alla media del periodo 1991-2000. Il bollettino ANBI Veneto sulla disponibilità di risorsa idrica relativo al mese di giugno fotografa i dati di una situazione insostenibile, con tutti gli indicatori in rosso scuro: nevi, falde, portate dei fiumi, piovosità, indice SPI di siccità sui campi. Lo stato di emergenza, dichiarato dal governo, più che atteso è considerato come fatto dovuto, non si poteva aspettare oltre. Bene lo stato di emergenza, ma non possiamo vivere nell'emergenza. Serve progettualità e programmazione. I consorzi di bonifica del Veneto, riuniti a Roma per l'annuale Assemblea Nazionale di ANBI, testimoniano i danni della siccità e propongono risposte concrete. Mettiamo a disposizione il lavoro fatto negli anni e affinato in questi tempi di straordinaria siccità, spiega il presidente di ANBI Veneto Francesco Cazzaro. Si tratta di programmare e non accettare la logica dell'emergenza. La politica deve decidere da che parte andare, se accettare la logica di rimedio al danno o prevenire il danno con investimenti mirati. Il piano Laghetti presentato alle istituzioni d'ANBI è un'opportunità per tutto il Paese. Il dato a cui porre rimedio è ormai ben conosciuto. Solo il 5% dell'acqua piovana è trattenuto nel territorio, il resto è disperso a mare. Una situazione insostenibile in epoca di siccità. C'è molto Veneto in questa Assemblea nazionale, non solo per la presenza compatta di tutti gli 11 consorzi. Si celebrano infatti quest'anno i 100 anni dall'inizio del congresso delle bonifiche di San Donà di Piave, nel quale si diede impulso nel 1922 alla bonifica moderna. Oggi come allora si doveva fare i conti con la guerra, spiega il direttore di ANBI Veneto Andrea Crestani. Nel 1922 era la lunga coda della Prima Guerra Mondiale, con la necessità di recuperare terre dalle paludi per consegnarle all'agricoltura, da cui deriva cibo e lavoro. Oggi, con la guerra in Ucraina, dobbiamo aumentare la produzione agricola nel nostro paese, verso una maggiore autonomia alimentare. Ci sono anche differenze sostanziali. Nel 1922 l'esigenza primaria era favorire il deflusso al mare dell'acqua per evitare impaludamenti. Oggi, con i lunghi periodi siccitosi, effetto dei mutamenti climatici, serve trattenere acqua il più possibile per utilizzarla nelle campagne quando non piove. All'Assemblea Nazionale di ANBI hanno partecipato numerose istituzioni nazionali ed è stata occasione per i consorzi di bonifica per consegnare nelle mani del governo, rappresentato dal Ministro per l'Agricoltura Stefano Patuanelli e dalla Vice Ministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova, il piano Laghetti, per la realizzazione di invasi in tutto il territorio nazionale, in grado di trattenere l'acqua piovana e utilizzarla nei periodi siccitosi. Si tratta idealmente di 10.000 laghetti, 223 invasi hanno progetti esecutivi già pronti e sono in attesa di finanziamenti e sono disseminati nel territorio nazionale per una totale capacità di invaso di 652 milioni di metri cubi di acqua, a garanzia di irrigazione per 434.000 ettari.